Eder. Mac. Pallister. Signore e signori, tenetevi forte e riavvolgete il nastro fino all'estate 2007, quando il caldo non scioglieva solo i ghiaccioli, ma anche le certezze. Perché sì, il caso di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, è ufficialmente tornato a bussare alla porta della giustizia italiana. E indovinate un po'? Non si presenta da solo, ma accompagnato da una compagnia teatrale degna di Broadway. Nuovi sospetti, vecchie mail e zii con più numeri in rubrica di una rockstar in tour. A suo tempo il fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Sì, proprio lui, l'uomo dai pedali puliti e l'hard disk in fase zen. Ma adesso l'attenzione si sposta con passo felpato e sguardo curioso su un altro nome. Andrea Sempio. All'epoca giovane amico del fratello di Chiara e oggi indagato per concorso in omicidio. Insomma, non proprio una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola. I due cellulari di Chiara e la mail che fa tremare i comodini. E cominciamo subito con un classico da thriller a puntate. I due telefoni di Chiara Poggi. Uno, un normalissimo Nokia azzurro, quelli con Snake e i tasti che facevano rumore. L'altro descritto dalla collega Francesca Di Mauro come un oggettino misterioso apribile e di piccole dimensioni. No, non un Tamagotchi. Era proprio un secondo cellulare che fa subito venire in mente intrighi, amanti segreti o, per i più ottimisti, un piano per vincere a chi vuole essere milionario con due linee attive. Ora, Chiara aveva bisogno di due telefoni. Perché? Forse per distinguere tra ufficiali e clandestini. Magari uno era per il suo fidanzato, l'altro per un piccione telefonico. Sì, avete letto bene, il mio piccione al telefono. Una frase contenuta in una email datata 5 luglio indirizzata all'amica Cristina Tosi, dove Chiara parla dei suoi intrallazzi come se stesse curando una soap opera personale. Il mio piccione al telefono dà sempre soddisfazioni, mentre con l'altro non ci vado troppo d'accordo. E via, giù con le congetture. Chi è il piccione? Alberto o Andrea? E l'altro è in crisi di identità. Trash le chiavi del mistero, letteralmente. Capitolo successivo. Le chiavi. Non metaforiche. No. Parliamo proprio di chiavi vere, quelle che aprono porte, attivano allarmi e, nel caso di Garlasco, spalancano un universo di dubbi. Il sistema d'allarme di Casa Poggi viene disattivato alle 9:12 del mattino del delitto. Un dettaglio? No, è un piccolo tsunami nella timeline, perché a quell'ora qualcuno aveva un mazzo di chiavi. Anzi, due mazzi circolavano liberamente a Garlasco come se fosse il gioco della caccia al tesoro. Uno viene ritrovato nel cestino accanto alla TV, ben nascosto sotto il cellulare di Chiara. Un gesto delicato come infilare un bigliettino d'amore nel diario. L'altro mazzo era nelle mani di zio Ermanno, grande avvocato e padre delle gemelle Paola e Stefania K, che in paese ormai chiamano affettuosamente le Hitchcock. Sì, perché l'aura di mistero che le avvolge ha più colpi di scena di un film di Alfred. Lo zio dichiara però di non aver mai usato le chiavi. Certo, perché sapeva che Chiara era in casa. Ma allora, chi ha disattivato l'allarme? Zio Ermanno, l'uomo dalle 5 identità telefoniche. Parlando dello zio Ermanno, qui il giallo diventa quasi slapstick. Nella rubrica di Chiara lui compare con ben 5 numeri diversi. 3 sono dell'ufficio a Milano, 2 sono cellulari. In confronto James Bond pare un dilettante. E non solo è ultra presente nella rubrica, ma viene anche idealizzato dalla nipote, secondo quanto riferisce lo stesso Alberto Stasi. Idealizzato? Da Chiara? Forse sì, ma l'accumulo di numeri fa un po' pensare a quei call center che ti richiamano pure durante la cena. Intrallazzi, misteriosi adulti e sexy shop. Torniamo ora alla mail incriminata. Oltre al piccione soddisfacente, si fa cenno anche a un aperitivo con un misterioso adulto a Cadorna. Perché se devi vederti con qualcuno losco, almeno fallo in un luogo affollato e ben collegato. E poi ci sono i messaggini hot col fidanzato, con Chiara che programma un weekend a Londra e lo aggiorna su potenziali incursioni in sexy shop di Soho. Il tutto condito da tenerezze tipo la tata manca al tato e risposte dal tono ingegneristico come manca 8. Romanticismo formato Excel. Quelle telefonate che suonano come campanelli d'allarme. E che dire delle telefonate di Sempio a Casa Poggi? Il 7 e l'8 agosto, pochi giorni prima dell'omicidio, Andrea chiama ben 3 volte. Una di appena 2 secondi, giusto il tempo di dire pronto e poi pentirsi. Una di 21 secondi
e una terza incastrata in un nugolo di chiamate incrociate tra Casa Poggi e Casa K. Altro che triangolazione, qui ci vorrebbe la CIA. Da notare che l'8 agosto è anche il primo giorno in cui Alberto Stasi dorme in via Pascoli. Coincidenze? Ma certo, come la neve a Ferragosto. L'ultima sera, pizza, divano, Doberman e sbirciate al PC. Arriviamo alla sera prima dell'omicidio, il classico copione da commedia romantica, versione lombarda. Alberto e Chiara passano il tempo a studiare, ordinano una pizza, guardano un film sul divano. Idillio completo. Ma attenzione, a un certo punto lui interrompe lo studio per andare a legare il Doberman Jura sotto i fulmini, perché chiaramente legare un cane sotto un temporale è la cosa più logica da fare in una notte tranquilla. Nel frattempo, Chiara ne approfitta per frugare velocemente nel suo PC. Cosa cercava? Forse voleva vedere se c'erano altri numeri salvati come zio Herman 6? E oggi si torna al via. Oggi la procura di Pavia, probabilmente con le mani nei capelli, cerca di capire se in tutto questo bailamme c'era già la soluzione sotto gli occhi di tutti. Magari qualcuno ha guardato troppo Stasi e troppo poco tutto il resto. O forse, in perfetto stile giallo italiano, la verità è nascosta in una combinazione tra messaggi, chiavi, telefonate e frasi misteriose sui piccioni. Ma una cosa è certa, a Garlasco la normalità è solo un'illusione. E la verità, come sempre, ha lasciato il telefono staccato. Il caso Liliana Resinovic. Il tempo sospeso di una verità ancora senza nome. Trieste, 1 giugno 2025. 3 anni e mezzo dopo la sua scomparsa, la storia di Liliana Resinovic non solo continua a far discutere, ma evolve, si arricchisce di nuove indagini e ipotesi, si trasforma in materia d'esame universitaria, in ossessione collettiva, in dolore mai archiviato. E intanto divide. Divide Trieste e l'Italia intera in colpevolisti e innocentisti, in detective da bar e analisti da social, in chi guarda al marito Sebastiano Visintin come a un possibile colpevole, ora ufficialmente indagato, e chi invece continua a crederlo un marito ferito, messo ingiustamente sotto accusa. La nuova svolta investigativa. Nell'aprile 2025 Sebastiano Visintin viene iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio di sua moglie. Una svolta che cambia lo scenario processuale e investigativo. Alla guida delle indagini c'è ora un nuovo PM, Ilaria Iozzi, subentrata con l'aria di chi non vuole lasciare nulla di inesplorato. Il suo primo atto è disporre ulteriori accertamenti su una serie di elementi tecnici finora mai approfonditi del tutto. Parliamo del cordino che chiudeva i sacchetti in cui era avvolta Lilly, del secondo laccio legato alle chiavi, del braccialetto con disegni greci che lei portava al polso, degli oggetti sequestrati a casa di Visintin, tra cui forbici e coltelli. Nulla è più considerato banale, nulla può essere lasciato al caso. A pesare sull'indagine anche la seconda autopsia, disposta dalla procura e affidata a Cristina Cattaneo, che ha scardinato definitivamente l'ipotesi di un suicidio, e si tratta di un omicidio per asfissia meccanica esterna. Tradotto, qualcuno ha ucciso Liliana. Punto. E allora chi, come, dove, quando? Il nodo della vertebra T2. Uno dei passaggi più dibattuti nelle consulenze tecniche è quello relativo alla frattura alla vertebra T2. Secondo Cristina Cattaneo, tale lesione sarebbe compatibile con un trauma inferto in vita e rappresenterebbe una delle prove regine di un'aggressione. Ma il medico legale Raffaele Barisani, consulente di parte nominato da Visintin, smonta la ricostruzione. Nella TAC dell'8 gennaio 2022, 3 giorni prima dell'autopsia, quella frattura non compare, sostiene Barisani, e accusa apertamente. È un preparatore anatomico ad aver segnalato la lesione, prendendosi la responsabilità di un'osservazione non supportata da evidenze radiologiche. È necessaria, scrive Barisani, una perizia terza, indipendente e d'ufficio per accertare la verità su quel dettaglio fondamentale. La difesa chiede un'inversione di marcia. Il 27 maggio 2025 l'avvocato Paolo Bevilacqua, che difende Sebastiano Visintin assieme alla figlia Alice, chiede ufficialmente un incidente probatorio. Al centro della richiesta, una nuova perizia medico-legale che stabilisca con precisione data della morte, causa, modalità e luogo in cui Liliana ha perso la vita, oltre al tempo di permanenza del corpo nel luogo in cui è stato ritrovato. Eppure, mentre la difesa punta ancora su valutazioni medico-legali, la procura sembra muoversi altrove, cercando la verità nei dettagli ignorati: i lacci, i sacchetti, gli oggetti personali, i materiali fibrosi.
Proprio su questo fronte si colloca un recente sviluppo. La fibra gialla rinvenuta sul corpo di Liliana è risultata essere fibra tessile, non vegetale come si era inizialmente ipotizzato. Coincidenza vuole che Sebastiano, nel video girato con la GoPro il 14 dicembre 2021, indossasse sotto il giubbotto proprio una maglia gialla, elemento che potrebbe spiegare l'origine di quella traccia. Il caso arriva in università. La risonanza del caso ha travalicato i confini giudiziari e mediatici, approdando addirittura in ambito accademico. Rossella Cirillo, studentessa del Master Post Laurea in Scienze Criminologiche dell'Università di Perugia, ha scelto proprio questa vicenda per il suo lavoro di ricerca finale. Il caso di Liliana Resinovic. I misteri irrisolti e i principali protagonisti del giallo di Trieste. Un lavoro condotto direttamente sui luoghi, con trasferte e colloqui, a conferma di quanto questo mistero sia ormai diventato un caso di scuola, degno di essere analizzato con metodo scientifico. Il rapporto della città con il caso. La storia di Liliana non è solo nelle carte processuali, ma anche nei rosari appesi ai cancelli, nelle lettere anonime inviate in procura, negli incontri in edicola, tra chi si interroga e chi pontifica. In molti hanno scritto ai magistrati per raccontare, ipotizzare e perfino denunciare. Una corrispondenza che rivela quanto la città sia emotivamente legata a questo enigma e quanto Liliana, la donna schiva dalla voce bassa e dalla ciocca chiara sulla fronte, sia diventata simbolo di un dolore collettivo. La terza via di Fulvio Covalero. In questo scenario già complesso si inserisce la voce fuori dal coro di Fulvio Covalero, vecchio amico d'infanzia di Lilli. Era il 1974, lei sedicenne, lui 22enne, insieme a fare scampagnate sul Carso. Oggi Fulvio torna nei luoghi dove tutto è finito, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico, dove il corpo di Liliana è stato ritrovato il 5 gennaio 2022, 22 giorni dopo la scomparsa. E propone una terza via, non suicidio, non delitto premeditato, ma una lite degenerata, un'aggressione verbale o fisica finita male. Liliana era minuta, pesava 42 kg, ricorda, e non si metteva mai nelle condizioni di discutere. Era chiusa, timida, non alzava mai la voce. Forse per questo l'ipotesi che si sia trovata coinvolta in un confronto diventato tragico resta per lui la più plausibile. Il boschetto degli spettri. Intanto quel parco che doveva essere un angolo dimenticato della città è diventato scenario di suggestioni e inquietudini. Fulvio ci guida tra la vegetazione fitta, indica la chiesetta abbandonata, il dirupo, il roseto, i bar. Qui, a dicembre 2021, aveva cercato Lilli. La dottoressa Cattaneo ritiene molto probabile che il corpo sia sempre rimasto nello stesso luogo del ritrovamento, compatibile anche con alcune testimonianze. Altri invece giurano di aver visto strani movimenti, un uomo anziano con berretto tipo coppola, barba bianca, una torcia accesa e forse un sacco nero sulle spalle. Uno dei tanti fantasmi che popolano questo caso. Le voci dal Farnetello. E non sono solo visioni, anche le voci riecheggiano da un lato all'altro del bosco. Fulvio ricorda una segnalazione partita dalle case in via del Farnetello, dove alcuni residenti riferirono di aver sentito una discussione tra un uomo e una donna, provenire dalla zona opposta, verso Viale al Cacciatore. Un confronto acceso, forse proprio al chilometro 3, in uno spiazzo oggi quasi dimenticato. Ma Liliana non alzava mai la voce, aggiunge Fulvio. Eppure quelle urla qualcuno dice di averle sentite. Conclusione provvisoria. Una verità ancora sospesa. La morte di Liliana Resinovic resta ancora oggi una narrazione sospesa tra prove e suggestioni, tra scienza e memoria, tra verità giudiziaria e verità popolare. E mentre gli atti si moltiplicano, la città osserva, discute, si divide, aspettando, forse per l'ultima volta, che la giustizia riesca a dare un nome all'oscurità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.